buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi ci colleghiamo con il professor Massimo Baraldo, che è direttore della struttura operativa complessa, Istituto di Farmacologia Clinica dell'azienda universitaria, sanitaria universitaria del Friuli Centrale e comunque dell'Università di Udine. Professor Baraldo, buongiorno, in diretta quindi con Roma. Lei si trova in questo momento nella sede dell'Istituto Superiore di Sanità dove si parla di tabagismo, perché oggi è la giornata internazionale contro il tabagismo. Come stanno andando intanto i lavori a Roma, professore? I lavori sono appena cominciati, quindi ci sono tutte le relazioni che devono essere promosse fino all'1:30. Comunque ci sono stati i saluti del professor Garattini, del professor Brusaferro, del professor Sirchia, le solite cose. Le solite cose al congresso, beh, insomma, le solite cose neanche tanto, perché adesso finalmente si può, no, potete riprendere anche voi a confrontarvi direttamente, non più a distanza come accadeva fino a qualche mese fa, no? Quindi è importante partecipare ai congressi, è importante avere questo confronto diretto, lo scambio di opinioni, no, diretto in loco, vedersi tutti insieme. Lei ha portato dei dati, professor Baraldo, per quanto riguarda la situazione anche qui in Friuli Venezia Giulia. Praticamente la dipendenza da fumo è piuttosto diffusa. Sì, noi abbiamo fatto una piccola indagine, uno studio pilota in ambito sanitario degli studenti dei primi 3 anni iscritti alle lauree sanitarie, quindi medicina, infermieristica, ostetricia, eccetera, eccetera, e abbiamo fatto un'indagine, proprio una fotografia dello stato dell'arte. D'altro canto noi ci rendavamo conto che spesso vedevamo gli studenti e le studentesse fumare, ma non è quello tanto il problema è sapere che questi studenti affrontano un mondo e affronteranno il mondo sanitario, che è un mondo smoke free. È un mondo in cui dovranno lavorare per tutto il tempo della loro vita senza fumare, e quindi volevamo vedere la situazione. Ecco, quindi che cosa è emerso? Che percentuali ci sono? La percentuale è che i fumatori nell'area sanitaria supera la media nazionale. Ovvero a che livelli siamo? A che livelli siamo, professore? Siamo sopra il 25% Addirittura? di quelli che hanno risposto. E, i dati nazionali che ho visto qui comunque vedono un aumento dei fumatori. Questo è un problema legato al Covid, ma non solo, è un problema anche legato alle dei diversi prodotti sul mercato di prodotti del tabacco. Ma a prescindere da quello che volevamo vedere noi è quanti studenti fumatori nell'ambito del mondo sanitario sono legati a questa abitudine di stile di vita. Ma senta, professor Baraldo, tutte queste cose alternative sono da considerarsi anche queste appunto dipendenze come la dipendenza da fumo? Che cosa comportano? Che cosa comporta magari l'abuso anche di sostanze alternative? Tutti questi prodotti alternativi, che sono la sigaretta elettronica e la sigaretta a tabacco riscaldato, comunque sia hanno nicotina dentro, e la nicotina porta a dipendenza.
Ci sono anche dei prodotti senza la nicotina, ma prevalentemente i fumatori fumano i prodotti che contengono nicotina. Alla fine arriviamo a una dipendenza da nicotina. Pertanto non c'è una differenza tra nicotina delle sigarette che contengono tabacco o nicotina degli altri prodotti. E senta, e gli aromi? Quelle che non contengono, ecco, quelle che contengono solo degli aromi e che non hanno tabacco dentro? Gli aromi, quelle sigarette che contengono aromi e che non hanno nicotina, servono al fumatore per mantenere una certa gestualità. Sì. La gestualità non fa male, ma i prodotti della combustione comunque di queste sostanze non si conosce ancora i possibili danni a lunga scadenza. Pertanto l'ideale è proprio uscire dalla gestualità del fumare e trovare altri tipi di soluzioni. Ecco, lei appunto come farmacologo, come interviene? Perché so che anche lei riesce a far smettere appunto a più di qualcuno, è riuscito a far smettere di fumare, senza tutte le sedute. Cosa c'è? Un qualche cosa di farmacologico al di là appunto delle sedute che uno può fare seguendo appunto, frequentando il Dipartimento delle Dipendenze? Allora bisogna comunque rivolgersi ad un centro antitabagismo. Sì. Basta rivolgersi all'Istituto Superiore di Sanità e vedere qual è il centro antitabagismo più vicino al proprio domicilio. Una volta che lo si trova, si prende contatti con questo centro antitabagismo e lì dentro si troverà del personale adeguatamente qualificato per affrontare il problema del tabagismo. Il problema del tabagismo è diverso da persona a persona, pertanto bisognerà valutare attraverso appositi test, appositi esami e un colloquio che si fa con il fumatore, che tipo di fumatore è questa persona e si cercherà di trovare una soluzione. Potrebbe essere una soluzione farmacologica, ma potrebbe anche non essere una soluzione farmacologica. Là dipende dall'operatore. Sì, sì, quindi poi dipende da ogni singolo individuo in sostanza, no? Si vedono le necessità direttamente. Senta, professor Baraldo, vorrei anche ricordare quali sono gli effetti nocivi appunto del tabagismo, che cosa comporta praticamente, quali sono i rischi che corre un fumatore? Allora, noi parliamo di circa 80.000 morti all'anno in Italia e ci meravigliamo, voglio dire, dei morti da Covid. Questi sono morti di cui si sa sicuramente la causa. Il fumo è strettamente correlato con le neoplasie di qualsiasi genere, fortemente correlato con le patologie polmonari, prima fra tutti la broncopneumopatia cronica ostruttiva e poi le malattie cardiovascolari. Queste sono le tre grosse malattie per le quali sospendendo di fumare si guadagnano anni di vita. E quindi lei sta lavorando proprio in questa direzione. Il congresso di oggi a Roma, all'Istituto Superiore della Sanità, chiaramente va in questa direzione anche per un confronto per capire se ci sono anche nuove possibilità per distogliere le persone dal fumo. Sì, diciamo, l'obiettivo di questo convegno è l'obiettivo della giornata. La giornata è un po' fare il punto della situazione del periodo Covid e seguire, diciamo, l'indirizzo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che è rivolta più alla protezione ambientale.
il problema, diciamo, del Covid, del periodo Covid, ha fatto purtroppo aumentare il numero dei fumatori. Ci sono anche delle persone che hanno smesso di fumare, però la stragrande maggioranza ha aumentato il numero, ha incominciato a fumare, e quelli che fumavano hanno aumentato il numero delle sigarette. Ma d'altro canto, diciamo, dovevamo aspettarcelo, perché è stato un periodo estremamente stressante, e sappiamo che, diciamo, il fumo è spesso legato a questi problemi di stress. E poi è venuto fuori appunto che praticamente un fumatore su 4 praticamente fuma. Per cui c'è stato un peggioramento rispetto ai precedenti dati. Sono aumentate appunto questi altri prodotti, sigarette elettroniche e sigarette a tabacco riscaldato. Sono ridotti i numeri dei centri antifumo per mancanza di personale, perché ci sono stati molti centri che sono addirittura stati chiusi, perché la gente è andata in pensione e non si trova, diciamo, personale qualificato, e poi c'è una carenza, quello che è venuto fuori, una carenza delle normative. La legge Sirchia, che è presente in sala tra l'altro, risale a 15 anni fa, per cui bisognerebbe fare un incremento di queste normative per quanto riguarda questi nuovi prodotti. E queste sono, diciamo, le novità Bene, fino fino ad ad adesso. ora. Bene, professor Baraldo, io non posso fare altro che ringraziarla. La lascio continuare appunto con i lavori del congresso. Ci vedremo magari in un'altra occasione qui in trasmissione, quando lei sarà qui, ritornerà qui a Udine. Grazie, grazie per essere stato con noi. Ringraziamo appunto il professor Massimo Baraldo, che ricordiamo essere direttore della SOC, struttura operativa complessa, Istituto Farmacologia Clinica dell'Università di Udine, della SUFC. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.